Bene, eccoci qua, seconda puntata dedicata al Petit Cabaret 1924, questa bella esperienza di circo contemporaneo che ha sbancato il Carnevale di Venezia di quest'anno, perlomeno per quanto riguarda la parte della terraferma. Avendolo frequentato posso anche testimoniare che è stato il passaparola tra le tante persone che come me hanno trovato particolarmente affascinante questo tipo di spettacolo, che ha portato a far sì che durante il periodo del Carnevale il seppur non grande chapiteau, insomma 120-130 posti, fosse però sempre pieno. Era fra l'altro un modo di fare circo particolare, si viene accolti e coccolati fin dall'ingresso, si viene accolti ad esempio dalla nostra ospite che è Coralie Manguet, belga. Lei si esibisce ai tessuti in questo spettacolo, ma si sta preparando per esibirsi anche in verticalismo. Sì, giusto. E lei professionalmente è una danzatrice di ballo contemporaneo. Sì. Ricordo che il Petit Cabaret è fatto da giovani artisti, tutti bravi, ma di matrice non prettamente circense, cioè gente, ragazzi, giovani che hanno deciso di seguire la loro passione per questo genere di spettacolo moderno e contemporaneo. Lo spettacolo che fa Coralie Manguet è appunto l'esibizione ai tessuti, vale a dire, insomma, siamo abituati a vederli spesso adesso nei talent show televisivi, insomma, sono questi tessuti che pendono dal vertice del tendone e insomma l'artista ci si avvolge e esegue una serie di esercizi. La domanda che mi pongo è, voi artisti di circo, ma in particolare in una disciplina che ha in ogni caso una componente di rischio come l'esibizione ai tessuti, non avete mai mal di testa la giornata in cui non avete voglia di esibirci, come tutti noi? Cioè, e quando la giornata è storta come fate? Allora sì, esistono queste giornate che se un po' non hai voglia, ma poi quando c'è il pubblico lì che è contento di entrare, che c'è questa prima fase dello spettacolo che è di accogliere il pubblico, di offrire spumante, cioccolato, bla bla, e tutta questa cosa che c'è il pubblico che arriva e che è contento ti dà tutta la forza per fare lo spettacolo anche in tutte le situazioni. È sempre il momento che anche per gli artisti è il momento di prepararsi a dare il meglio. E dunque uno scambio lì, a questo momento di energia, e poi lo spettacolo si fa sempre, per adesso sempre buono. Speriamo che continua così. Ma noi non circensi abbiamo avuto un problema quest'anno che è l'influenza, per esempio. Ah, no, è che durante Voi siete vaccinati, cioè non vi ammalate mai? No, ci ammaliamo, però lo spettacolo dà adrenaline e lo possiamo fare lo stesso, perché lo spettacolo vitaminico come medicina. Sì, l'adrenalina fa che tutto è possibile. Sul palco è che hai la forza che è moltiplicata da 10, dunque si può fare tutto. Allora, dicevo, lei è danzatrice di danza contemporanea. Sì. Tant'è che adesso è finito il Carnevale, il circo va in letargo per un paio di mesi e lei inizia la sua attività di ballerina, di danzatrice. Sì. Ecco, come mai dalla danza al circo? Allora, è stato un caso di vita. Dunque, il primo lavoro che ho avuto dopo la scuola di danza era in una compagnia di circo contemporaneo che si chiama Circulation Locale, dove ho incontrato anche Romeo, che è il direttore del Petit Cabaret. E è stato il mio primo contratto come ballerina, però all'interno di questa compagnia di circo. E lì mi sono avvicinata al mondo del circo e conoscendo Romeo poi siamo anche andati a lavorare 3 anni dopo in un circo tradizionale. E lì ho imparato acrobatica verticale e dunque acrobatica aerea, che sono i tessuti. Lì ho imparato tutte queste cose che adesso sono nello spettacolo. Un'altra domanda che mi faccio, che credo insomma, si facciano molti che vedono uno spettacolo di circo, cioè uno non nasce maestro, cioè, nel caso specifico poi si nasce danzatrice e si diventa artista sui tessuti. Come si fa a sbagliare? Cioè, è pericoloso sbagliare, come fate ad imparare senza farvi male? Allora, io ho fatto un percorso un po'
diverso dalla gente perché ho imparato da sola i tessuti con un libro. Come? E dunque questo libro aveva i disegni e rifacevo i disegni sui tessuti e non avevamo nessuna protezione. Dunque ogni volta che facevo una cosa nuova chiedevo a Romeo di mettersi sotto in caso che cadevo. Però non sono mai caduta, per fortuna. E dunque ho imparato così, mi ha preso un po' più di tempo che con un insegnante che ti fa vedere tutto, però alla fine sono uscita con questo numero che... Cioè la prima artista di circo che impara la teoria e poi la applica. No, allora si fa tanto così nel circo tradizionale, che imparano da soli. Non sapevo esistessero dei libri sì. che insegnano a fare l'artista di circo. Insomma. Ma sì, esistono, si può imparare così. Dunque, non dico che tutti possono imparare da soli a casa, che non è vero perché ci vuole l'altezza, ci vuole i tessuti e poi ci vuole già l'allenamento fisico, che l'allenamento fisico l'avevo già da prima con la danza. Dunque, ma adesso c'è il sogno, l'ambizione di migliorare? Certo, di inventare una figura Coralie, non lo so, una cosa nuova ai tessuti. Ci si pensa? Sì, io voglio sempre di imparare di più, ma di tutto, soprattutto le verticali, che è quello che mi piace di più, sono le verticali. E mi alleno tutti i giorni. E questa è la verticale? L'abbiamo visto prima di... Prima sì. Per intendere, per capire qual è il tipo... Ecco, questo è il verticalismo. E quanto allenamento ci vuole ogni giorno per... Ecco, allora, questi invece sono i tessuti. I tessuti, sì. Allora, io faccio di solito 2 ore, 3 ore al giorno per riscaldarmi, poi fare poi fare verticale e dopo i tessuti. Qual è il clima che respirate al Petit Cabaret? Una cosa che mi ha colpito, avendovi conosciuto, al di là del continuare a dire che è uno spettacolo in cui c'è molta empatia con il pubblico, passa emozione, è che terminato lo spettacolo, vedendovi a cercare per parlare, voi stavate ballando dentro sotto il tendone, finito lo spettacolo. Alcuni sì, sono i 2 clown che ballano dopo lo spettacolo. C'era la musica di sottofondo e in un'atmosfera veramente felliniana, particolare, questi 2 vostri colleghi danzavano. E per dire, fra di voi che clima c'è? Perché voi siete... Noi siamo colleghi, però soprattutto siamo amici, perché in questo ambiente abbiamo bisogno di essere più che i colleghi, dobbiamo essere uniti per fare che lo spettacolo funziona e poi questa unione, non so se, da che abbiamo subito amicizia, più che colleghi. A vedere anche nel vostro sito, voi siete una sorta di comunità, avete una cinquantina di artisti che a seconda delle disponibilità, delle occasioni, insomma, coinvolgete. Esatto, così sono tutte persone che Romeo conosceva da prima, o che abbiamo conosciuto tramite spettacoli e così abbiamo il primo contatto che era già forte e poi abbiamo lavorato insieme per i spettacoli, perché così siamo sicuri che possiamo fare amicizia, possiamo andare nella direzione giusta nello spettacolo. E se quello che importa di più è che noi siamo uniti per fare uno spettacolo buono. Sì, il punto finale è lo spettacolo. Il Petit Cabaret 1924 esiste da un paio di anni, 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Però sì. Adesso è stata la prima volta che siete venuti nel Veneto. Sì. Finora dove eravate nascosti? Allora, abbiamo cominciato a Paderno Dugnano, che è accanto a Milano, perché è un amico che aveva un terreno e abbiamo fatto il primo spettacolo lì in un terreno privato. Poi abbiamo girato, siamo andati a Gressonei e poi nelle Marche e l'Emilia Romagna fino al Lazio. E siamo rimasti molto in Emilia Romagna e le Marche, perché è un pubblico che ha già conoscenza del circo contemporaneo, dunque era più facile andare lì perché i comuni sapevano già che cosa era il circo contemporaneo e il pubblico conosce già, è aperto e
ha voglia di vedere spettacoli così. Poi poco a poco siamo andati a questo Natale a Milano, che è andato benissimo, e eravamo molto contenti di essere in Lombardia e adesso prima volta nel Veneto. Ecco, ma l'artista di circo contemporaneo ama girare con la roulotte come tradizionalmente si faceva nel circo oppure dormite in albergo? Allora, no, allora la roulotte l'abbiamo sempre indietro perché comunque abbiamo bisogno di camerini, Sì. e dunque la roulotte la dobbiamo avere, però anche perché a noi piace avere la casa accanto al circo, che questa roulotte è la nostra casa, non abbiamo casa altrove, viviamo lì tutto l'anno. Dunque questa roulotte che è lì accanto al circo è casa nostra, non è solo una roulotte. Grazie. Lei è Coralie Manguet, Giusto. artista, danzatrice di danza contemporanea, ma verrebbe di dire anche come fosse possibile fare l'artista di circo insomma, nel tempo residuo, ma insomma, lei ci riesce ad abbinare le due cose, lo ricordiamo artista ai tessuti e che insomma, sta imparando anche a fare verticalismo al Petit Cabaret 1924. La conclusione non può essere che se avete l'opportunità di incrociare la loro strada, speriamo nei prossimi mesi tornino nel Veneto, andate a vederli perché davvero meritano. Grazie e complimenti. Grazie. Alla prossima.